Alle spalle lo spettacolo delle tre dame. Fantastico, sì, e abbiamo qui abbiamo collaborato noi dell'Associazione Sarabanda qui a Chiavari con la Società Economica di Chiavari a questa mostra del Tigullio. Siamo contentissimi, qui lo spettacolo di tre ragazze, le tre dame, poi il 28 col grande spettacolo di circo, le compagnie circocentriche dalla Francia. Proviamo a prenderne una al volo? Lei si chiama? Sono Sara. Lo spettacolo a Chiavari. Sì, Ma come si sta su questi trampoli? in equilibrio, sempre in movimento. E avete fatto questo spettacolo, questa danza, che cos'era? È una parata di tre dame in cui cerchiamo di allietare il pubblico, i bambini con le nostre piccole danze, giochi con le piume e via dicendo. Oggi il giardino dei lettori della Società Economica si arricchisce di un'altra opera. Beh, il Giardino dei Lettori oggi mi ha permesso di ripresentare questo lavoro di restauro che abbiamo fatto per la Società Economica grazie alla famiglia Gozzi che ha voluto, ricordando Renato Mario Gozzi, donare alla città un luogo dove si legge. E nello stesso giorno mi è capitato, oltre che presentare il restauro, di presentare questo mio nuovo libro da leggere, perciò siamo nello stesso ambito, che racconta ancora una volta una pagina di Chiavari importante, cioè la storia di una donna fotografa. Foto Mariuccia racconta con l'immagine fotografica dentro al giornale, alla redazione del secolo, racconta per immagini 10 anni dalla storia di Chiavari.